Positivo il riscontro che ha avuto nel territorio agrigentino delle due tappe che hanno visto protagonisti il comune di Palma di Montechiaro e quello di Realmonte, con la seconda tappa andata da Palma di Montechiaro a Caltanissetta, l'altra quella fatta da Realmonte a Piazza Armerina, che ha toccato numerosi comuni della nostra provincia come Porto Empedocle, Naro, Canicattì. Un percorso di 171 km fatti che non sono stati particolarmente difficili, anche se i continui saliscendi hanno visto una certa dose di imprevedibilità. È stato il 19enne Miarovic che ha tagliato il traguardo della terza tappa della gara ciclistica, giunta nella città dei mosaici, appunto Piazza Armerina. Si riparte quindi da Ragalna per l'ultima tappa del giro che salirà fino all'Etna a Piano Provenzana. Soddisfatto il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, per l'interessamento avuto dal presidente della regione Musumeci, che ha voluto il suo comune protagonista del Giro di Sicilia. Nella città della Scala dei Turchi, del Realmonte, io per questa manifestazione così importante per il territorio e per la Sicilia intera voglio ringraziare in primis il presidente della regione Musumeci e poi ringrazio tutti quanti, le prefetture di Agrigento, la questura, la protezione civile, la Croce Rossa, tutte le forze che sono state spiegate per la sicurezza e l'incolumità pubblica. Ringrazio inoltre l'organizzazione dell'evento ciclistico, nonché gli sponsor, la cittadinanza, la collettività intera. Fare squadra si può, lo abbiamo fatto, abbiamo anche grazie al Giro di Sicilia fatto un restyling delle strade comunali, le strade oggetto del percorso, nonché abbiamo veramente valorizzato il territorio e promosso il Realmonte nel migliore modo possibile.